Circa 300 militari della Guardia di Finanza di Venezia e Trieste sono entrati in azione contemporaneamente al sorgere del sole. Nel blitz scattato in diverse località tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Puglia e Piemonte sono stati arrestati 25 esponenti di un'organizzazione di narcotrafficanti italo-marocchina. Al vertice della piramide i due fratelli Chiogiotti, Armando e Giuliano Boscolo Meneguolo, già legati alla vecchia mala del Brenta di cui portavano avanti l'eredità. I personaggi che sono stati arrestati stamattina sono effettivamente dei personaggi che facevano parte di quella organizzazione criminale, che hanno dei precedenti molto allarmanti, molto preoccupanti, dei gravissimi precedenti di per reati contro la persona. È una famiglia storica del territorio veneziano, in particolare della città di Chioggia. Il più grande, il capostipite, ha un'età che supera di ben lungo i 60 anni, è conosciuto fin dagli anni 80 per la commissione di reati gravissimi, decine di sequestri di persona, traffico internazionale di stupefacenti, collaborazione con la mafia siciliana e collaborazione per moltissimi anni con il gruppo Maniero. Se fossimo stati in Sicilia o in Campania l'avremmo chiamata mafia o camorra. L'operazione ha portato al sequestro di 100 kg di hashish, tra la cinquantina di indagati anche un avvocato veneziano, Giacomo Gamba, sospeso dalla professione e denunciato per favoreggiamento e intralcio alla giustizia. Determinanti per la soluzione dell'inchiesta, iniziata 2 anni fa, le rivelazioni di un pentito arrestato a Pordenone dalle Fiamme Gialle di Trieste. I fratelli Boscolo, di 66 e 46 anni, gestivano il giro insieme a un gruppo di marocchini con base a Milano. I primi importavano dai Balcani grandi quantità di marijuana e cocaina, i secondi gestivano il traffico di hashish. Nelle fasi precedenti dell'indagine erano già state arrestate altre 14 persone e sequestrate complessivamente circa mezza tonnellata di stupefacente.